Il rosa non mi piace, ma il Giro d'Italia sì. Giro d'Italia, questa che tappa è? Vediamo se sei preparato. La 17ª tappa. Bravissimo. Te l'hanno detta a scuola. Schöne Grüße an die österreichischen und deutschen Fans des Giro. Vittorio Veneto multilingue per la festa della Carovana Rosa. C'è la porchetta, ci sono il dolce, i panini, patatine e poi non so in giro cosa c'è. È immancabile naturalmente cosa? Beh, il vino qua, il prosecco è... Tutto rosa. È la stella del Giro. È la stella del Giro, dai, mettiamola così. Io no. Tutta la città in attesa di conoscere il vincitore e si scatena nei pronostici. È Aro secondo me. È lui che vincerà questa tappa? Sarà... No, oggi è impossibile, sono 26 in fuga, è impossibile per oggi che vinca un scalatore. Viviani buoni. Lui dice Viviani buoni. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo col pronostico? Anche Battaglin. Anche Battaglin. Ad attendere i nuovi campioni le glorie del ciclismo. E speriamo che arrivi qualche corridore nuovo italiano che riesca ad imporsi. Abbiamo già visto corridori come Aru e anche Pozzovivo, anche il toscano là che ha vinto 2 tappe, che adesso non mi viene, Ulissi che ha vinto 2 tappe. Per me ogni ragazzo è importante e faccio veramente fatica a dire chi potrebbe vincere o chi mi farebbe piacere vincesse. Secondo me sono tutti bravi, veramente dal primo all'ultimo. Tenete duro, la bici fa bene e vi fa divertire a poche spese. Ed è Stefano Pirazzi a vincere la 17ª tappa del Giro. Il colombiano Nairo Quintana conserva la maglia rosa con un vantaggio di 1 minuto e 41 sul secondo. Il connazionale è Rigoberto Urán e domani si ricomincia. E che cosa diciamo? Vinca il migliore? Vinca il ciclismo.